Se la Noia qualche ora fa ha vinto Sanremo, sicuramente non può avere la meglio tra due squadre che cercano l'una di congelare la salvezza e l'altra provare a conquistarla in questo finale di stagione. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Lo scambio con Iannazzo, poi Nolfo, palla lanciata ancora per Nolfo che si presenta in area, Nolfo al contatto, calcio di rigore. Comunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro, la rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesto di tutti, Najib Secum. La punizione, la rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo, Maltese per Cerniglia, ora Pellegrino. Pellegrino con questo tiro fiondato, respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico, cercato Guaiana, Guaiana poi la gira ancora su Cammareri, cross che arriva in area, la girata di Agnello, blocca Zummo, c'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta, il calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora, crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta. C'è la punizione per la Don Carlo Misilmeri, Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta la fa sua, controllo un po' difettoso, poi arriva Miliziano, ingresso in area, Miliziano al limite, Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia, il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. La punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Perricone, ma fuori gioco. C'è la punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo. Bandera, il cross, secondo palo, prova ad arrivare Pavisic, anticipo di Perricone, palla per Cerniglia, Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, Mistretta respinge Matera, gol ma in fuorigioco, può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri, arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Secum di testa e l'arbitro fischia alla fine, l'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0, decisivo il gol su calcio di rigore di Secum.